In Veneto sono 50.000 le persone affette da epilessia, 8.000 i casi nella sola provincia di Padova. Di fatto è una delle patologie neurologiche più diffuse, con 3.000 nuove diagnosi ogni anno nella nostra regione. I picchi di incidenza riguardano i bambini e gli anziani. In quest'ultima categoria l'epilessia si presenta soprattutto dopo un ictus o traumi molto forti. Il 12 febbraio è la giornata internazionale dedicata all'epilessia, definita dagli esperti come un cortocircuito nel cervello che può provocare crisi convulsive o problemi cognitivi di memoria o attenzione, una malattia che si può curare con terapie farmacologiche o in alcuni casi intervenendo chirurgicamente. Durante una crisi epilettica importanti sono i primi istanti per prestare i soccorsi. Ecco cosa si deve evitare e come si deve agire, ci lo spiegano gli esperti dell'azienda ospedaliera di Padova. C'è un po' questa tradizione di mettere il cucchiaino oppure di mettere, non so, un pezzo di legno nella bocca di una persona che sta avendo una crisi epilettica. Questa è una terribile idea. I pazienti raramente non respirano, tutti i pazienti respirano durante la crisi, quindi i pazienti vanno messi di lato, girati su un fianco. A volte possono anche vomitare ed è importante metterli sul fianco perché non soffochino, fare spazio intorno a loro, se trovate qualcuno per strada fare spazio, farli respirare bene e chiamare il 118. L'epilessia riguarda anche pazienti pediatrici, circa 1.000, quelli seguiti in azienda ospedaliera, con quasi 300 nuove diagnosi ogni anno a Padova. Da diversi anni qua in Clinica Pediatrica Padova è disponibile una Long Term Monitoring Room, che è una stanza all'interno della quale i bambini, gli adolescenti con sospette crisi epilettiche o con crisi epilettiche vengono registrati in modo da confermare la natura epilettica della loro manifestazione, del loro sintomo. Le cure guardano al futuro. L'azienda ospedaliera di Padova sta avviando la progettazione di un nuovo edificio per ospitare la macchina per la superrisonanza 7 Tesla. Una tecnologia importante che stiamo, come dire, acquisendo, sia per quanto riguarda il percorso amministrativo di sviluppo della progettualità del progetto, sia per quanto riguarda l'acquisto appunto della macchina.